Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Cristina Zantedeschi, membro del Consiglio di Presidenza di Usacli Verona e invito qui sul palco con me l'assessore del Comune di Verona, Filippo Rando, che ha le deleghe allo sport, tempo libero e manifestazioni ed è sempre molto attento ai progetti radicati sul territorio cittadino per i suoi saluti. Lascio la parola all'assessore Filippo Rando. Grazie, buonasera e benvenuti. Vi devo dire che questa sera è una serata particolare che mi emoziona perché la Gran Guardia torna a vivere dopo 1 anno e mezzo. È 1 anno e mezzo che questo edificio, che è uno tra i principali della nostra città, è rimasto chiuso a causa della pandemia, e quindi ritrovarlo questa sera che riprende vita e torna ad avere una delle sue funzioni principali, che è quello di ospitare congressi, convegni di alto profilo, veramente mi riempie il cuore di gioia. È una Gran Guardia ancora un po' a mezzo servizio, perché solitamente possono ospitare quasi 800 persone, oggi ce ne sono meno di 200, però credetemi, dal nulla assoluto di questo anno e mezzo ritrovare comunque una Gran Guardia gremita per quello che è possibile e comunque così di nuovo viva, è veramente una soddisfazione, perché arriviamo da un periodo particolarmente difficile. Poi avere una serata anche così importante, così rilevante, con degli ospiti anche così di spessore, fa doppiamente piacere. Quindi voglio ringraziare naturalmente l'Usacli, dal suo presidente Biagi a tutti i suoi collaboratori che hanno dato vita ad una serata così interessante, naturalmente agli ospiti che questa sera ci intratterranno. Quindi vi ringrazio, perché lavorare in un momento come questo non è facile. Questa serata è stata pensata quando eravamo rossi, e quindi c'è stata anche la lungimiranza e quel pizzico un po' di coraggio e di follia che ci vogliono in questi casi per poterla poi realizzare. Quindi è stato uno sforzo che è stato premiato con la realizzazione di questa sera, e quindi sono veramente felice e lieto che si possa ripartire con il piede giusto, e mi auguro che la Gran Guardia di qui a breve non solo sia completamente gremita, ma che eventi così importanti possano verificarsi settimanalmente, come è stato, anzi quotidianamente, come è stato prima della pandemia. Quindi vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ringraziamo per le belle parole che l'assessore Filippo Rando ha speso per noi e ci auguriamo che questo evento appunto ci proietti una ripartenza per dare lustro alla nostra bellissima città. Allora, come dicevamo, è un vero piacere per Usacli Verona essere qui in questo evento. Ringraziamo tutti voi che siete qui presenti e ci tengo anche a ringraziare la banca Valpolicella Benaco Banca, perché grazie al suo sostegno permette sempre di organizzare eventi di grande ambizione e di sostenerci sempre costantemente durante l'anno. Grazie. Insieme a tutti noi abbiamo qui presenti in sala due grandi e valenti personalità. Il professor Franco Nembrini, scrittore, educatore, ma soprattutto un grande appassionato di Dante e della Divina Commedia. Benvenuto Franco e buona serata. Gli applausi dopo, bisogna meritarseli. Quindi... E qui con noi abbiamo anche Don Martino Signoretto, che tra le altre funzioni e cariche che ricopre è un prete e un biblista. Buonasera Don Martino e benvenuto. Ciao. Applausi già meritati. Usacli di Verona è un ente di promozione sociale e sportiva. Organizza eventi e attività motorie e sportive, ma anche è molto attenta all'aspetto sociale, proprio perché anche attraverso le attività culturali e formative nell'area sociale sono aspetti molto importanti. Uno di questi aspetti che abbiamo cercato di approfondire in questi tempi è stato quello della divulgare la bellezza della cultura e della letteratura. A tal proposito, essendo questo il 7° centenario dalla morte di Dante, abbiamo dedicato delle serate webinar sul nostro canale YouTube
ai commenti della Divina Commedia col professor Franco Nembrini. È stato un successo straordinario di visualizzazioni che ci ha spinto appunto a organizzare in presenza questo evento, invitando appunto il professor Franco Nembrini e Don Martino. Inizieranno il percorso del commento dell'Inferno, la cantica della Divina Commedia, che poi che procederà in un percorso di un triennio che poi alla fine della serata Don Martino vi spiegherà meglio. Lascio ora la parola a Don Martino e vi auguro una buona serata. Buonasera e grazie Cristina. Mi sono messo in una posizione più da salotto che da conferenza, poi questo banco è importante ma anche limitante, ma va bene così. Siamo qui una serata di relax e il tema è l'inferno, non è che sia proprio... Però l'inferno di Dante in effetti già, come lui ce lo descrive, accanto ai connotati un po' così truculenti che si possono immaginare con la fantasia, di fatto è gravido di quei contenuti, di quell'umanità che poi ci espliciterà meglio il nostro amico Franco, che quando ho conosciuto mi ha meravigliato perché ho scoperto che lui fa il biblista con la Divina Commedia, cioè come dovrebbero fare molti biblisti, cioè non soltanto essere dei letterati che esplicitano il testo, lo spiegano, ma il testo ha uno scopo anche provocante, cioè deve anche un pochino stimolare la vita, alimentare un qualcosa, deve andare a toccarci alcune corde che non sono solo estetiche, cioè la bellezza del testo, la bellezza di questa poesia è incredibile, ma anche qualcosa che ha a che fare con la vita, in modo che questo personaggio, Dante, non sia mai sganciato dalla sua opera, ma anche viceversa, la sua opera, e soprattutto la Divina Commedia, è un po' il testamento spirituale di un uomo che ha veramente camminato e che è una persona che ha fatto un cammino dello spirito, un vero pellegrinaggio. E tenete presente che io adesso stimolerò Franco con alcune suggestioni, poi lui saprà cogliere le cose che dirò, e quando gli ho detto, non so, ci prepariamo, no, e come no, tu parla e vedrai che poi non facciamo niente di confezionato, quindi buona la prima, ecco, insomma, anche per le telecamere che vedo, buona la prima. Io mi immergo in questo mondo da quest'anno perché l'ultima volta che avevo studiato Dante è stato al liceo e chiaramente c'è una differenza tra quando lo leggi al liceo che magari hai in mente qualcos'altro e ti trovi sto testo da doversi studiare anche a memoria, a dopo invece quando hai altre domande sei anche conquistato da un'esperienza che ti fa vibrare con queste opere letterarie. Per cui ecco, io entro un po' da biblista e non da esperto, non sono dantista come Franco, però è vero che i contenuti di questa trilogia, di questo Netflix antico, di queste puntate incredibili sequenziali, sono molto teologiche, molto bibliche, molto spirituali, per cui il patrimonio a cui attinge e setaccia Dante è da quello culturale proprio più laico a quello più spirituale, più teologico, fino addirittura ad essere lui un generatore di poesia con sublimità teologiche. Io partirei subito da questa citazione di Isaia, perché l'allora mio professore di esegesi, Alonso Schöckel, che poi aveva la sua verde età, chiamava, pensate, uno spagnolo, chiamava Isaia il Dante dell'Antico Testamento. In effetti, chi di voi provasse a leggere questo libro di 66 capitoli, e anche lì questo 3 che si ripete, comunque si accorgerà che già la traduzione, per quanto non mastichi l'ebraico, però la traduzione fa già un salto di qualità rispetto ad altri testi biblici e quindi merita questa dicitura, il Dante dell'Antico Testamento. E proprio Isaia dice al capitolo 38: a metà della mia vita mi ritrovavo alle porte degli inferi. Chi di voi insomma mastica Dante, forse nel mezzo dei cammini di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, insomma, ecco. Qui questo collegamento pare abbastanza esplicito. Voglio un po' suggestionare Franco con una storiella in stile tipicamente ebraico. Gli ebrei spesso commentano la storia con altre storie, si chiama metodo midrashico. Il midrash
è il racconto, la rinarrazione. Dio all'inferno, scusate, Dio in paradiso deve accogliere il primo uomo, Adamo, che arriva. È un po' imbarazzato perché è la prima volta che gli capita di accogliere uno in paradiso, quindi non sei proprio abituato. Insomma, allora Dio non così abituato deve accogliere Adamo, che arriva, questo primo uomo, arrivano. Allora parla, insomma, facciamo qualcosa. E questo qui si presenta, è un po' stralunato perché vedi questo posto. E dice, guarda, ci sono i cancelli aperti, anzi non ci sono neanche i cancelli, puoi entrare, uno stuolo di angeli sta cantando, c'è questo banchetto pantagruelico che ti sta attendendo. Ma lei dice che io posso entrare qui? Sì, ma non c'è neanche da chiedere permesso, da sempre questo posto è per te, non c'è da conquistare, è un dono. E questo primo uomo entra in paradiso. Dio comincia a fare, funziona. E quindi adesso ha preso pratica, no? Insomma, si è tutto felice perché finalmente ha aderito. Arriva un secondo uomo, insomma, cioè comincia, la storia va avanti, no? Allora ha preso pratica, quindi arriva, guarda, c'è il paradiso, non si neanche, i cancelli non esistono, entra, c'è festa, c'è già qualcuno che sta già banchettando lì che ti aspetta. E questo secondo uomo comincia a guardarsi. Sì, ma non mi sento proprio a posto. Ma insomma, non preoccuparti, tu vieni, fa festa, cosa c'è? No, ma sai, questi vestiti, non so, ma è lo stesso, tu vieni dentro, non preoccuparti. E Dio comincia a sudare e dire, oddio, qua c'è qualcosa che non va. E sì che io sta roba l'ho preparata da sempre, ma forse non gli piace, forse non vuole. E sto qua continua a guardarsi, aspetta un attimo, mettiti lì, vediamo, magari il terzo che arriva lo convince, non so, bisogna far comunela, si dice, no? Arriva il terzo. Guarda, lui sta solo tendendo, ma questo dentro ce n'è già uno che i cancelli sono aperti, anzi non ci sono, vieni, entra, c'è un banchetto, eccetera, gli angeli che cantano. Vuoi entrare? No. Scusa, è per te? No, io non entro. Scusa, c'è un paradiso, è per te. Quindi Dio comincia a diventare tutto rosso, verde, suda come un pazzo, è lì che, oddio, cosa sta succedendo? No, io non voglio andare in paradiso. E in quel giorno Dio inventò per il secondo il purgatorio e per il terzo, per il rispetto che aveva, l'inferno. E non sapeva più come venirne fuori. La storia non è finita, perché ha un altro dettaglio, ma lo diremo alla fine. E quindi sto Dante parte dall'inferno o dal paradiso? Bevi, non è birra, dai. Io credo che si possa dire che Dante trova il coraggio di descrivere l'inferno perché è stato in paradiso. Tant'è vero che più volte e in più occasioni dichiara il proprio intento. Io voglio scrivere queste cose, dice in diverse lettere, in pro del mondo che mal vive, per aiutare gli uomini, per aiutare i miei fratelli uomini, dice in un altro passo, a passare dallo stato di miseria allo stato di felicità. E questa è una cosa importante, soprattutto dal punto di vista educativo. Anch'io vado per aneddoti, abbiamo dichiarato stasera di voler fare una chiacchierata non preconfezionata. Mi viene in mente, sai cosa? Quando ho cominciato a insegnare religione nel lontano, tanti anni fa, nel 76, e insegnavo già alle superiori e come usava allora, adesso c'è più timore, ma allora insomma le gite scolastiche si facevano volentieri. Era mica come adesso che rischiavi di andare in galera qualsiasi cosa succeda e quindi tendenzialmente non ci vai perché è troppo pericoloso. Si andava volentieri e sentivo i miei alunni cantare le canzoni allora di moda, se non ricordo male allora andavano fortissimo i Guccini, questi cantautori esistenziali, esperienziali, che parlavano della vita come uno schifo,
come una roba brutta, una incazzatura continua, un male di vivere, un malessere nella vita, con cui i miei alunni si identificavano. E a me veniva una rabbia perché li vedevo lì, le cuffie non c'erano neanche allora, insomma, ascoltare questi registratori, le radio, questa musica che li rendeva disperati. E tra me e me facevo questa considerazione, forse troppo cattiva, ma facevo questa considerazione, dicevo, ma Guccini, ma brutto stronzo, ma stai zitto? C'hai la pena di vivere, tienila per te. Invece no, te ci fai i soldi, i miliardi, allora si diceva, e i miei ragazzi stanno male, ci crepano e si fanno le canne e se le fanno per davvero e se le fanno fino a morirne. Mi sembrava proprio una ingiustizia. Se il male di vivere ti ha preso, almeno abbi un po' di carità nei confronti dei più giovani e non buttarglielo addosso così. Non buttarglielo addosso così e non farci i soldi almeno. È brutto proprio. Questa era la mia reazione da insegnante nel vedere i ragazzi come costretti dalla moda, da certe abitudini, ma costretti a guardare il male senza poi sapere come uscirne. La grandezza di Dante è tutta qui, che mentre ti dice guarda che l'inferno bisogna guardarlo, guarda che non puoi evitare la selva oscura, e adesso proviamo a capire il perché rispondendo alla domanda di Don Martino, ti dichiara subito, che non è per il gusto del male, non è per un'autocommiserazione in fondo compiaciuta del male, è per una speranza di bene che si può guardare il male. Io ti racconto l'inferno perché te lo vengo a raccontare perché sono stato in paradiso. Ho visto il finale lieto di tutta la vicenda umana e lo dichiara subito. Voglio dire, prendiamo due segnali chiari ed evidenti. Da una parte colpisce il fatto che anche l'inferno finisce con la parola stelle. Sapete, lo sappiamo tutti, no? È una scelta, è una dichiarazione poetica di una forza inevitabile, travolgente. Dante, che non mette una virgola a caso quando scrive, sceglie di chiudere le tre cantiche con la parola stelle, che è come dire, ragazzi, il male c'è, una roba seria, il male è male e fa male. Sappiate che non c'è inferno da cui non si possa uscire a rivedere le stelle. Io, in tempi di pandemia, con quel che abbiamo passato e vissuto a Bergamo, in particolare l'anno scorso, e in questo momento così faticoso, che come ogni momento faticoso di dolore non fa altro che far da lente di ingrandimento, perché nella storia sia personale che sociale funziona così. Un momento di fatica, di guerra, di peste, di quel che volete voi, di fame, nel dolore e nella fatica si vede meglio cosa è bene e cosa è male. È una lente di ingrandimento di quello che c'è, non aggiunge, se non che fa vedere meglio. Ecco, in tempi così faticosi, dove i ragazzi in particolare col secondo lockdown, i nostri figli, stanno patendo, io dico, stanno soffrendo tanto, e non lo dice nessuno, non lo si dice abbastanza, ma è un allarme, dovrebbe essere allarme rosso, allarme sociale. Adesso non voglio spaventare o fare il tragico, ma il numero di suicidi tra i giovani, la quantità di consumo di psicofarmaci, i ricoveri per anoressia, bulimia, crisi di panico, insomma, sono numeri, non gliene frega niente a nessuno. Va bene? In tempi così, di cosa c'è bisogno? Di speranza. Una parola di speranza,
che il mondo adulto dica: ragazzi, è dura, ma ce la possiamo fare. E non ce la possiamo fare all'americana, capito? Dico all'americana per dire i film, vedrai che andrà tutto bene, ma dove andrà tutto bene? Qui va tutto a catafascio. È un altro tipo di speranza di cui parlo. C'è una strada per te, mentre ti guardo negli occhi a scuola o in parrocchia o nel quartiere, per te c'è una strada. Questo è Dante. Perché Dante ti prende per mano e ti dice: uè, Selva Oscura è una roba seria, adesso ne parliamo. Ti dico subito che se ne esce a certe condizioni, ci vuole coraggio, ma se ne esce. Non c'è inferno su questa terra da cui non si possa uscire a rivedere le stelle. E ci schiaffa la parola stelle anche a chiusura dell'inferno. Ma a ulteriore dimostrazione di questo c'è quel capolavoro che sono i primi 2 canti dell'inferno. Pensate, uno che dice: nel mezzo della mia lotta vita mi ritrovai per una selva oscura che alla diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. La paura è la cifra della cultura di questo tempo, di questo secolo. La paura. Tant'è amara che poco è più morte. Vivere in questa paura è la morte dell'uomo, è la morte della libertà, è la morte dell'arte, è la morte del coraggio, è la morte di tutto. La paura uccide l'uomo, la paura uccide la speranza. E trovi uno che ti dice: va bene, selva oscura è dura, lo so, vivere così, ma per ridir del ben ch'io vi trovai, dirò delle altre cose che io vo scorte. Quel pronome lì, il ben ch'io vi trovai, quel vi lì, la selva oscura, sta dicendo: ragazzi, possiamo essere all'inferno, va bene, possiamo essere in un momento di grande debolezza, di grande crisi, di grande difficoltà, guardarla in faccia, avere il coraggio di guardarla è già la premessa per poterla attraversare, anzi farne il trampolino per le stelle. Per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò delle altre cose che io vo scorte. Io ho il coraggio di parlarvi dell'inferno, non per condividere la paura, per condividere la speranza. Certo vedremo cose che faranno tremare le vene e i polsi, ma per una certezza di bene. Per una certezza di bene sono venuto a prenderti, gli dice Virgilio. Perché è vero che poi appena comincia la storia ti piglia la paura, ma la paura nel senso di la non voglia, la fatica di vivere. E ti viene da dire: ma va, cioè, vai sulla forca, fatelo, senti, tu fai il prete, ma non mi rompere le balle, io ho già fatto tanto, non ho voglia, adesso sono mica Madre Teresa in Calcutta io, dai, vado già a messa la domenica, faccio il bravino, faccio i compiti, la mamma che rompe, è già una vita durissima così, non ho voglia. E ti ritrovi con i figli definiti dai sociologi gli straiati sul divano, che non hanno voglia di lavorare, non vogliono andare a scuola, non hanno ardire e franchezza, cioè entusiasmo e interesse. Non hanno ardire e franchezza di fronte alla vita. Dante è uguale. Dante c'ha paura, teme di perdersi, prova a risolvere il problema da solo e non gliela fa. La lonza, il leone, la lupa lo assalgono, non ce la fa da solo. E è lì disperato che sta crepando, arriva un tizio e a questo tizio grida la sua povertà, il suo miserere di me. Quando il tizio gli dice: dai, senti, io conosco la strada, te hai ragione, bisogna arrivare là, bisogna arrivare alla luce, nella luce, ma hai ragione nello stabilire la meta, ma sbagli strada.
Non puoi pensare di cavartela 4 salti, vado su e guadagno la vita. No, non funziona così. A te conviene tenere altro viaggio se vuoi campare de sto loco selvaggio. Caro Dante, la fatica del vivere te la devi pigliare tutta. La vita non fa sconti a nessuno, te la devi pigliare tutta. Però io conosco la strada. Se vuoi, vieni dietro a me e ti ci porto. Ti farò vedere l'inferno, cioè tutto il male di cui sei fatto, di cui sei capace, di cui è intrisa la vita tua e degli uomini. Ti farò vedere che quel male non è l'ultima parola, che sarebbe l'inferno, ma è redimibile. Si può cambiare, viva Dio, si può andare avanti. Partendo da quel male si può andare avanti fino a che vedrai addirittura pezzi di paradiso. Perché su questa terra si può vivere pezzi di paradiso, si può essere salvi. Se vuoi facciamo tutto il giro insieme. E Dante gli dice, oh, via, pronti, si parte. Ma all'inizio del secondo canto gli viene quella cosa che ho detto prima, la vigliaccheria, la non voglia, la mancanza di interesse e di entusiasmo. E cosa si fa? Cosa fate voi con i figli che dicono chi se ne frega di tutto e di tutti? Che cosa li potrà muovere? Dante ci dice che cosa può muovere un uomo quando è assalito da questa malattia tremenda che è la mancanza di desiderio, la mancanza di slancio nel vivere. Prima inventa la scusa, che ho accennato prima, la finta umiltà. Senti Virgilio, io non sono San Paolo, non sono Enea, non sono il Papa, non sono Madre Teresa, cioè lasciatemi stare, non ho voglia di niente. Virgilio, prima di tutto, lo insulta e gli dice vigliacco, boia, ti nascondi dietro a una finta umiltà, in realtà sei solo vile. L'anima tua è da viltade offesa. Allora, per tirarti fuori da questo casino, da questo cortocircuito, ti dirò perché io sono venuto a prenderti. In sostanza cosa gli racconta? Ho finito, poi mi dici se ho risposto o no. In sostanza che cosa gli racconta? Dice, te Dante, ma te hai capito perché io sono venuto a prenderti? Io non mi ero neanche accorto che te stavi male, Lo racconto sempre così ai ragazzi a scuola, qualcuno l'avrà già sentito. Io non è che mi sei venuto in mente, ma no, io alle 5 del pomeriggio faccio il mio pokerino con Omero, Ovidio, Orazio e Lucano. Tutti i pomeriggi alle 5 ci facciamo il poker. Stavamo giocando a poker tranquilli, è arrivata una tizia. Dio, ma che bella, da lasciare senza fiato. Luceva agli occhi suoi più che la stella. E quasi mi insulta e mi dice, Virgilio, ma come? Non hai visto quello là che sta crepando? T'ha studiato tutta la vita, sto povero figlio, gli hai rotto le mani tutta la vita, adesso dagli una mano, no? E io le ho detto, no, non lo so chi è che non è. E lei mi ha detto, sai, sono sua amorosa, un bravo ragazzo, dai, si può fare qualcosa per lui. E te chi sei, chi non sei, sono Beatrice. E dice Virgilio a Dante, io le ho chiesto, ma come hai fatto a accorgerti che stava male questo qui che era la selva oscura? E mi dice lei, beh, veramente non me ne ero accorta neanche io, perché io alle 5 prendo il tè con la Rachele, tutti i pomeriggi alle 5 prendo il tè e i biscotti con la Rachele. Ero lì a farmi i fatti miei, è arrivata una santa, tutta all'ostia anche lei, con me a dirmi, non fai bene, sei la vecchia fidanzata di quello là e non fai niente per salvarlo. Come non faccio niente? Chi sei tu? Santa Lucia. Lucia. E te cosa te ne frega di quello là? Non me ne fregava niente, a me figurati. È che mi ha chiamato la Madonna, mi ha chiamato a rapporto e ha detto Santa Lucia, il tuo che si è affidato alla tua protezione sta male. Cioè, riassume Virgilio, ma tu ti rendi conto che i cieli, sto casino in cielo è successo solo per te? Perché la provvidenza divina che ti ha voluto mettere al mondo, perché te non hai deciso di venire al mondo,
che ci sei trovato perché qualcuno ti ha voluto. Quella stessa provvidenza, vedendoti nei guai, ha deciso di venirti a prendere. E perciò Maria, madre della Chiesa, madre dei viventi, insomma, infilate tutte le litanie che sapete, Maria ha chiamato Santa Lucia, protettrice della vista, degli occhi. È la santa che viene raffigurata col piattino con sugli occhi, per cui è stata martirizzata. E poi Beatrice Virgilio, e io Virgilio sono venuto a prenderti. In sostanza Virgilio cosa fa con Dante? Gli porta uno sguardo. Dante capisce di essere guardato, custodito con un amore infinito. C'è qualcuno a cui stai a cuore comunque, dovunque tu sia, anzi, se sei nella selva oscura di più, gli stai a cuore ancora di più. Solo uno sguardo affettivamente significativo può muovere il cuore dell'uomo quando tutto sembra morto. Tant'è che Dante, finito il racconto, dice: ho ritrovato finalmente la franchezza e l'ardore che mi mancavano. Adesso sì, possiamo partire. Ma Virgilio, per smuoverlo, non gli ha fatto prediche, non gli ha detto discorsi, non gli ha detto studia perché ti sarà utile domani, non gli ha detto studia perché devi studiare, gli ha detto ti amo, darei la vita per te. C'è qualcuno, anzi, che ha già dato la vita per te. Alzati, basta. L'educazione anche nel senso proprio dantesco, l'itinerario educativo che Dante ci propone a noi adulti e ce lo affida per i nostri figli è questo. Uno sguardo così pieno d'amore che te ti tocca alzarti dal divano per forza, perché capisci che è meglio. Ti trascina, ti porta con sé. A me sembra che io un inferno che comincia così, ma che bellezza è. Non c'è mica da averne paura, anzi, è Dante che ti dice tranquillo, che noi le tre fiere alla fine ci spariamo e ce le mangiamo, cioè le facciamo fuori, si vince. E tant'è che, altro accenno, ce ne sono miliardi, vado a ruota libera, ma il primo accenno che fa a Cristo, che sapete che nell'inferno non c'è il nome di Cristo, non può essere pronunciato all'inferno, ci sono delle perifrasi. E quando Dante dice, entrando all'inferno, te Virgilio, ma dimmi un po', da qui è mai uscito qualcuno? E Virgilio risponde, sì, guarda, ero qui da poco, ero appena arrivato, Virgilio muore nel 40 prima di Cristo, e quindi circa 40 anni dopo c'è la vicenda di Gesù. Dice, guarda, ero qui da poco, un giorno è successo un casino, un terremoto, no? Cioè, e ho visto irrompere all'inferno uno, e lo definisce così, con segno di vittoria coronato, un re, un vittorioso. È la festa che conclude l'anno liturgico. Il finale dell'anno liturgico è la festa di Cristo Re. Uno con segno di vittoria coronato ha fatto irruzione all'inferno e ha tirato fuori tutti i suoi, a partire da Adamo ed Eva. E poi ho scoperto in quell'occasione, io continuo a dire porca Eva, si è alzato un prete e mi ha stramaledetto, lei come si permette, Eva è santa. Ho detto no, tutta la vita è bestemmia allora. E ho scoperto che è vero, non è? Eva è santa, ma porca Eva viene da dire, no? Cioè, come fa? E invece ha tirato. E io mi sono vergognato perché avrei dovuto saperlo. Dante lo dice che Gesù ha portato su per primi i primi parenti, Adamo ed Eva. Bene, per cui insomma era per dire che ce la possiamo fare. Il problema è se abbiamo speranza sufficiente noi da dare ai nostri figli, ai nostri alunni, ai nostri ragazzi, che non ne possono più. Sì, grazie Franco. Vedete subito che il tema dell'inferno, per quanto la parola possa anche un attimino inquietarci, è già incapsulato
in una visione invece positiva, come è giusto che sia. E ecco perché alla fine queste stelle, che chiudono anche proprio l'inferno stesso, però di fatto preludono già a una redenzione, a una rigenerazione. Però ecco, quel miserere di me, che spesso, con cui mi ha colpito spesse volte quando Franco ne parla, questa parola che è del Salmo 51, il Salmo 50, il miserere appunto, è un grido che fa scatenare qualcosa, ecco. E pensare che un uomo come Dante, così, insomma, della livatura che ha, anche lui si trova ad essere uno che invoca aiuto, un po', almeno a me consola, ecco. E apro una parentesi di un'immagine che ultimamente nella festa che abbiamo fatto del Corpus Domini mi ha colpito, ma perché proprio in quel momento non ci avevo mai pensato, se non per la prima volta. Chi di voi va a messa sa che quando si fa la comunione ci si presenta con le mani, no? Adesso questo ormai la CEI l'ha voluto da qualche anno, poi adesso col Covid non si discute più su questo, a parte qualche piccolo gruppo che vuole ancora fare la comunione in bocca. Però è interessante il gesto, perché vuol dire che tu ti presenti all'altare da povero, perché sono i poveri che tendono la mano. E quindi di fronte al dono tutti siamo mendicanti, e anche Dante lo è, parte da mendicante, e arriva qualcuno ad aiutarlo, quindi il tendere la mano e sapere che c'è qualcuno che ti aiuta. E poi questa accidia, di cui tu parli all'inizio, è forse il male del secolo veramente, e viene chiamato anche nel mondo antico il demone di mezzogiorno. È citato il Salmo 91 dove parla della peste di mezzogiorno, però in ebraico quel termine vuol dire anche demone, o perlomeno così è stato interpretato, perché nell'ora della luce ti ritrovi che non hai più voglia di vivere. Quando proprio saresti nel pieno della tua espressività, arriva l'accidia, cioè non hai voglia più, diceva prima, non c'è entusiasmo. Ecco, e questa cosa qua... Il demone di mezzogiorno. Sì, è terribile, perché tu potresti dire, ma nella luce dovrei dare il massimo, invece lì arriva questa tentazione, e anche Dante scusatemi, ma mi colpisce tantissimo. Ho sempre cercato di spiegare cosa volesse dire nel mezzo del cammin di nostra vita, perché per Dante è i 35 anni rispetto ai 70 che si riteneva fosse la durata della vita di un uomo, perché c'è il Salmo che dice gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quel nel mezzo è proprio quindi il mezzogiorno proprio della vita, ed è lì che lui dice, pensate che è l'anno 1300, lui nasce nel 65, nel 1300, l'anno in cui avviene il viaggio, nella settimana santa del 1300, è l'anno in cui avrebbe potuto proprio dire, dai, tutto sommato ho fatto le cose bene, sto bene, ho messo su famiglia, ho 2 o 3 figli, ho vinto perfino le elezioni, è l'anno del priorato al comune di Firenze, 4 soldi li ho messi via, tutto va bene. Lì dice la selva oscura, è proprio bravo. Cioè, saperlo prima lo scrivevo. È bello anche, dicevamo che è buona la prima, quindi quello che succede, succede. No, ecco, questo è tirato fuori un'altra questione, che il 1300 è l'anno giubilare ed è l'anno dei pellegrini, cosa che Dante cita più volte. È un tema a me molto caro, quello del pellegrinaggio, perché il pellegrinaggio è un'esperienza molto materica, molto impattante, che però può scatenare una conversione di vita, quindi il cammino fisico diventa il cammino interiore. Chi di voi ha fatto Santiago probabilmente si sente un po' in sintonia con questa cosa, e sapere che la Divina Commedia è il pellegrinaggio di Dante, e tra l'altro fa riferimento proprio anche a questo 1300 dove lui vedeva questi pellegrini che andavano a Roma, e quindi anche lui, come dire, anche lui si è messo in fila con i peccatori. E attenzione, il gesto di mettersi in fila con i peccatori l'ha fatto anche Gesù, perché quando si va oggi è la festa di San Giovanni Battista, che è, infatti siamo nel momento in cui cala la luce, no? 24 di giugno, quindi Giovanni Battista che dice io devo diminuire, lui deve crescere. Gesù viene festeggiato al 25 di dicembre, quando invece la luce aumenta. Vedete questo gioco bellissimo che gli antichi già volevano vivere proprio con questa vita che è la liturgia del cielo, della terra proprio. Ecco, Giovanni Battista si trova di fronte a Gesù quando deve battezzare il suo battesimo di conversione, e non vuole,
e invece anche Gesù fa il suo cammino ed è un momento di luce, perché il momento in cui viene battezzato anche per Gesù è un momento dove c'è questa luce dal cielo che è appunto lo Spirito attraverso la colomba. E ecco, questo mettersi in fila con i peccatori mi fa dire che anche Dante ha preso il cammino dal verso giusto, cioè ha teso la mano proprio, e quindi lì è stato inondato di una grazia che di solito è inaspettata ed è sicuramente non riusciremo mai a immaginare il dono che noi riceviamo nel momento in cui ci si concede alla grazia, no? Ci si concede a Dio. E lui si vede che quel 1300 l'ha colpito parecchio e quindi si è scatenato anche in lui un vero pellegrinaggio e diventa il pellegrinaggio anche del cuore, dell'anima, come lui ci ha raccontato con questa poesia sublime. Dante Pellegrino. Sono impressionato veramente. Cioè, ma quanto siamo ignoranti, porco il demonio. Dai, era Questa il demonio, cosa, non era Eva. No, questa cosa Sì. anche perché associ la materialità, e questo è un altro tema che mi è veramente carissimo, perché cioè, mi vengono in mente due cose, le dico come mi vengono in mente. Perché da una parte fin dall'inizio ero rimasto colpito dal cos'è che fa la vostra associazione cosiddetta fate sport? Unione sportiva. E non è una cosa da poco, non è una cosa normale che un'unione sportiva si occupi di Dante, ma l'avete mai sentito voi? Io la prima volta. Ma come è giusto? Perché proprio Dante ci insegna che l'uomo è uno, è un intero, non è che può andare da una parte col corpo, da un'altra parte con la testa, da un'altra parte con l'anima, è uno e si muove allo stesso modo su tutti i piani. Quando provavo a scuola a spiegare questa cosa dicevo ai ragazzi, c'è poco da fare, nella vita se si vuol crescere bisogna intraprendere un cammino. È un viaggio necessariamente la vita, ma è un viaggio che vi deve vedere interi. E così, se volete crescere nel corpo, bisogna fare gli esercizi, si va in palestra e si fanno gli esercizi, poi contestabili, perché non capisco perché si devono fare gli esercizi pagando, basta lavorare e te fatti gli esercizi, però è una teoria molto bergamasca, molto da muratore bergamasco. Io non so, mi ammazzo di fatica, ma ho avuto problema di andare in palestra. Basta lavorare, no? E gli dicevo, però, quando siete qui a scuola e l'insegnante di matematica vuole farvi capire le equazioni di primo grado, cosa vi fa fare? Vi fa fare pagine di esercizi, perché la mente funziona uguale, se si allena, si adegua, si modifica, si adatta, si potenzia. Se invece non lo fa, rinsecchisce e rimbambisce. L'anima, per essere curata, di che cosa ha bisogno? Degli esercizi spirituali, ma sempre di esercizi si tratta, perché diventiamo grandi così nel corpo, nella mente e nell'anima. In questo senso la vita è sempre un viaggio del corpo, è un viaggio della mente, è un viaggio dell'anima. Riuscire a tenerli insieme e fare di un'occasione sportiva l'occasione di un viaggio della mente e dell'anima, oppure vivere la tensione spirituale al bene, al servizio degli altri, avendo cura della materialità, è esattamente il cristianesimo. È l'unità introdotta da Cristo nella storia, non c'era mica prima. Prima le grandi filosofie, le grandi religioni, tutto il dibattito era meglio il corpo o meglio lo spirito. Se affermo il corpo, nego lo spirito. Se affermo lo spirito, nego il corpo. Sentiti in conflitto tra loro. Cristo arriva e dice, no, è tutto la stessa cosa. È una la realtà. E io, Dio, ho preso carne perché vi rendeste conto che la carne della vita è la vita stessa e è nella carne della vita, nelle circostanze della vita che potete diventare grandi servendo il vostro corpo
la vostra mente e la vostra anima e accedere alla felicità, la felicità cui l'uomo cerca. Come la chiama Dante? Come la chiama? Siamo nel paradiso, 33esimo del paradiso, visione finale di Dio. Che cosa dice Dante di questa visione finale? Perché io un po' ce l'avevo l'apprensione, sai i quadri che avete voi preti nelle sacrestie? Sti santoni che te vedi, il quadro nero, tutto nero. E poi c'è da indovinare una tonaca nera su cui spicca un volto di un pallore mortale con gli occhi stravolti verso l'alto così, e se va bene un crocifisso da una parte e un teschio dall'altra, e un bambino poverino dice: ma tenetevela questa religione, roba vostra. Io leggo Dante e spiego ai ragazzi: sapete cosa chiede a San Bernardo alla Madonna, cosa chiede come grazia per Dante? La grazia finale, né? Quella risolutiva, quella dove c'è dentro tutto. Lo chiama, gli dice: donna, fai questa grazia a sto povero cristiano che ne ha viste di tutti i colori, ha attraversato l'inferno, il purgatorio, il paradiso, insomma abbiamo fatto 30, facciamo 31, dai, fagli vedere Dio, sicché il sommo piacere gli si dispieghi. Il sommo piacere, no il sommo dispiacere, non una roba da sfigati, una roba da gente che se la gode, che gode nella vita tutto della vita, la sua materialità, la sua intelligenza e il rapporto col Padre Eterno dentro le cose della vita, proprio come l'Eucaristia. Unica condizione, chiedere, come ha detto lui. Unica condizione, l'umiltà di domandare. Ma chi ha l'umiltà di domandare accede al sommo piacere. Sempre nel 33esimo lo chiama godimento. Godimento e sommo piacere. Allora, a me, che ci sia un'associazione sportiva che fa un incontro su Dante, mi viene sul fiato, perché dico: c'è ancora qualcuno che tiene insieme le cose. Come, perdonatemi l'aneddoto, ma è stato per me così impressionante che non riesco a non tirarlo fuori mai tutte le volte. Sono stato 2 anni e mezzo fa a Caracas in Venezuela. Il giorno dopo il colpo di stato di Maduro, quando ha sciolto il Parlamento, è scoppiato il casino, in una situazione di povertà, di crisi, che voi non avete idea, ma la fame è quella che forse non abbiamo visto neanche in tempi di guerra. La gente che muore per le strade di fame, va bene? Io dovevo andare là perché mi avevano chiamato le associazioni Dante Alighieri a parlare di Dante. Ero in Colombia e dico anche a mia moglie: ma cosa andiamo a fare? Sti poveri cristi sono in una situazione che voglia avranno di sentir parlare di Dante, hanno altro da pensare. Allora, insomma, avevo questo pensiero, chiamo il tizio che mi ha invitato, il presidente delle società Dante Alighieri, e gli dico: senti Mariano, immagino che sia inutile che veniamo col casino che c'è. E questo mi insulta al telefono e mi dice: ma sei scemo, è proprio perché siamo in questo casino che devi venire. Detto così, stato zitto, sono andato là e mi hanno presentato la donna, la mamma, che aveva voluto fortemente che fossi invitato in Venezuela. Me la fanno conoscere e dico: ma signora, ma perché è venuta a rompere le scatole a questi qui delle associazioni italiane? Bla bla. E lei mi dice: perché è andata così. Avevo pensato con 2 o 3 amiche, una povera donna delle favelas di Caracas, con 2 o 3 amiche, di aprire una piccola fabbrica di cioccolato per guadagnare 2 soldi. Dice: tanto cacao, immagino. Solo che per aver titolo a aprire questa piccola azienda dovevo avere un titolo di studio. Mi sono iscritto a un corso in università online, eccetera.
Alla fine mi hanno dato una tesi, bisognava scrivere una piccola tesi. Sono andata in università, il professore quel giorno ha convocato tutti gli iscritti e, tirando fuori il bigliettino da un bicchiere, ha assegnato a ciascuno il titolo della sua tesi. Quando è toccato a me, tira fuori il bigliettino Dante Alighieri e me l'ha dato. Io mi sono messo a piangere. Chi cazzo è Dante Alighieri? Cioè, datemi qualcosa di più facile, non so neanche chi è, da dove. Niente, Dante Alighieri. Allora, dice sta donna, ho cominciato a informarmi, ho chiesto un po' al prete, un po' ai miei figli che hanno studiato, un po' sono andata su internet, finché ho incrociato le tue lezioni su Dante, quelle di 34 puntate di TV 2000. E quasi in lacrime mi dice, e lì ho scoperto che Dante ti parla. Ti parla? E io le dico, come ti parla, signora? Mi faccia capire cosa vuol dire ti parla. Parla al cuore e alla testa degli uomini. Io, mi racconta, quando alle 4 di mattina scendo dalla favela per mettermi in fila per il pane, fanno file dalle 4 di mattina, a volte fino a mezzogiorno, lentissime file che procedono per avere magari alla fine un pezzo di pane così per 5 figli. Cioè, le ho viste con i miei occhi. Quando scendo dalla favela e mi metto in fila per il pane con le altre mamme, io, per aiutarle a capire, per aiutarle a crescere bene, leggo Dante con loro e glielo spiego come lo spieghi te. E loro mi ascoltano. Ci sono mamme che scendono dalla favela e chiedono dov'è il gruppo di Dante. E mi cercano e insieme facciamo un gruppo che pian pianino legge Dante e tira fuori dalla borsa un libricino così, una Divina Commedia in spagnolo, come questa, lisa per l'uso, segnata tutta, e mi dice, perché, professore, noi mamme, certo che facciamo la fila per mettere il pane in pancia ai nostri figli, ma c'è un pane da mettere qui, E faceva così, c'è un pane da mettere qui. E io dicevo, ma Dio buono, ma come fa una donna delle favela di carattere? Chi le ha insegnato questa saggezza? Lo capite da soli, è l'equivalente di non di solo pane vive l'uomo. A cosa serve riempire la pancia di pane e anche di Nutella e anche di tutto l'oste che volete voi? A dei figli che restano deficienti. Dico deficienti nel senso di poveri, nella mente e nell'anima. Che pane diamo ai nostri figli? I quali ricevono da una generazione di adulti, colpa dei giornalisti in particolare, il giudizio che tutto è merda, tutto fa schifo, tutto. E vengo su, se te vieni su fino a 15 anni che tutto fa schifo. E forse un pochino di responsabilità ce l'hanno anche il papà e la mamma, perché se tuo padre e tua madre non fanno altro che lamentarsi sempre del governo, della chiesa, del lavoro, dei colleghi, della moglie e del marito, te a 15 anni dici tutto fa cagare, certo. Poi c'è il problema di farli andare a scuola o farli andare a lavorare. È un po' tardi, non è mai troppo tardi, però qualche domanda ce la dobbiamo fare. Come fa una donna ma io sono rimasto così entusiasta a questa donna che fa la fila per prendere il pane perché bisogna mangiare, ma c'ha in mente Dante da portare ai suoi figli, perché c'è un pane da mettere qui, ma è una roba. Ecco, lì ho capito cosa voleva dire quel che spero che fate voi, spero che tenete insieme l'anima e il corpo, è tutto insieme, insomma. Allora capite che razza di viaggio è, perché mi ha intrigato l'espressione che hai usato. Hai detto che il pellegrinaggio necessariamente conduce a un cambiamento perché ha a che fare con la materialità della vita. Porco cane, ma avete mai avuto il pensiero, ma Gesù quanto tempo ha buttato via? 30 anni a fare il falegname? Cioè come un pirla, come uno come noi, a ciegare le sedie, a piallare, a scartavetrare. Gesù, che era Dio, poteva farti quei miracoli invece che far su sedie, ne guariva i lebbrosi di tutto il mondo.
E invece era lì a scartavetrare le sedie con Giuseppe. Ma vi pare uno spreco o no? A me sì, certe volte. E invece no, voleva rendere sacro, cioè possibilità di partecipazione al divino, il tuo scopare la cucina, il tuo fare l'impiegato, il tuo fare il gommista, il tuo sacro, per tutti. Dante è uno che prende i mestieri del mondo e ti aiuta a vivere così. Le tue circostanze diventano sacre, cioè possibilità di crescita nel corpo, nella mente e nell'anima. Cioè, conoscete qualcosa di meglio da leggere? Io, se mi dicono ti chiudiamo in galera per tutta la vita, facciamo un'isola che è più carino, ti mettiamo su un'isola per tutta la vita e scegli un libro. Io fra la Bibbia e Dante ho qualche perplessità. Cioè, no, ma sai perché? Perché in Dante c'è tutta la Bibbia vissuta da un uomo che l'ha presa sul serio. Cioè, mi sembra non un passo avanti. La Bibbia è la fonte, ma Dante ne è una testimonianza vivente incredibile. Non so se rispondo alle tue domande, ma vado a... No, si può fare già allora, prendere qualche esempio di attualizzazione, questa capacità di Dante di parlare di te, parlando di cose che possono essere antichissime. Lo maggior corno della fiamma antica. Quindi c'è un personaggio che ci piace, che si chiama Ulisse, no? Però, visto che stiamo parlando di viaggio, cioè, se c'è un personaggio che viaggia, e come, è proprio Ulisse, no? E questo, non so se chiamarlo pellegrino, comunque un temerario pioniere che affronta, no? E Dante, ce ne sono tanti di Ulisse, non sono tutti uguali, a seconda anche di come viene interpretato, a seconda anche delle fonti a cui si fa riferimento. Ma il Dante di Ulisse perché ci riguarda? Perché anch'io sono quell'Ulisse lì, in Dante, proprio per come lui me lo propone. Ce la fai. Sì. No, è una questione così interessante, così. Perché l'episodio lo conoscete tutti, no? Ai tempi di Dante di versioni su come fosse finito Ulisse ce n'erano varie. Lui si è inventata la sua e si inventa un Ulisse di una forza impressionante, omerica, e ci riguarda tutti perché almeno nella intenzione è proprio l'uomo che vive all'altezza del suo desiderio, che non scade, che non accetta compromessi. Se il fine della vita è diventare grandi, è conoscere la verità, praticare il bene, costruire la bellezza, o lo fai fino in fondo o te resterai scontento e fregato tutta la vita. Ulisse è quello che si prende sul serio il destino cui si sente chiamato, vuol vivere la felicità cui si sente destinato, non si fa sconti. Ecco, è un Ulisse che non si fa sconti. E allora il grido con cui si lancia verso l'ignoto, sfidando perfino le regole ritenute allora fissate dagli dei, le colonne d'Ercole, il modo con cui coinvolge i compagni e dice: ma porco il demonio, ci resta da vivere poco, siamo tutti vecchi ormai, ma cosa ne facciamo di questo scampolo di vita? Intristiamo in casa? No. Lei mi dice, mi ha fatto cenno così. Ma un po' invece è vero, fammelo dire, che tanto mia moglie poi non li rivede queste cose, quindi... Ma nel Medioevo c'era l'abitudine, a volte, perfino i re, che esaurito il compito che la famiglia, l'unione coniugale, per cui era costituita la famiglia,
cioè la procreazione e l'educazione dei figli, andati via i figli poteva capitare spesso che moglie e marito si lasciassero, l'uno per entrare in un monastero maschile, l'altra per entrare in un monastero femminile. Voi come monaci, voi come serventi, voi come liberi volontari, diremmo oggi, andavano a servire sul finire della vita, sacrificavano se stessi al bene comune, a qualcosa di grande, e io aggiungo, forse avendo intuito che rimanere lì era una gran rottura di scatole vicendevole, perché lei che ti massa, perché succede questa cosa che sapete già, insomma, vedo qualche testa bianca, nessuno me l'aveva detto però, neanche i preti, che c'è un momento della vita in cui va via l'ultimo figlio, cosa succede? Che la moglie decide che finalmente può occuparsi del marito. È una tragedia di dimensioni universali, cioè una roba che voi non avete idea, nessuno me l'aveva detto, e invece lei sì. E loro invece avevano la saggezza di dire no, no, prima che ci accoltelliamo facciamo così. Abbiamo fatto le cose bene fino adesso, rimaniamo in pace. Io là e te qua. Ogni tanto ci scriviamo, ci vediamo in paradiso. Non era male come idea. Mi sono perso un po', l'aneddoto è carino. L'Ulisse, che cosa? Adesso dico il contrario, perché l'Ulisse lo fa davvero. Dante immagina un Ulisse che non torna nemmeno a casa, ma lasciata Circe è l'ultima tappa, dovrebbe essere la tappa del ritorno a casa, e invece con questo slancio eroico assolutamente condivisibile, ripeto, è l'uomo nella sua singolarità, nella sua personalità, che dice io sono fatto per avere tutto, per avere il massimo, per meno non mi accontento, che è l'insegnamento di Dante nella Divina Commedia. Si impara leggendo Dante la differenza tra accontentarsi e essere contenti. Sono due cose diverse. Accontentarsi è l'inferno, essere contenti è il paradiso. Bon. E l'Ulisse è la grande figura di questo. Bene, perché? E tutti ve lo raccontano così, giusto? Ma perché all'inferno? Perché uno che dovrebbe essere l'emblema dell'umanità, dell'uomo serio, virile, che accetta la sfida della vita, che getta il cuore oltre l'ostacolo, quello che dovrebbe essere il modello di tutti, fatti non foste a vivere come bruti, no? Lo urla ai propri compagni di viaggio, è fuori scritto dalle carceri, dai collegi, dalle scuole, giustamente, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ma perché all'inferno? Perché presume di farcela da solo, perché presume che questo eroismo, questo presentimento di bene, questo sentirsi fatti per la felicità possa avvenire con uno slancio di volontà. Volli, sempre volli, fortissimamente volli, diceva un poveretto della letteratura. Volli cosa? Ma dove vai col tuo volli? Il viaggio di Ulisse in fondo è, io un po' male, l'ho chiamato una specie di surfista della vita. Gira, ma sempre in superficie. Gira anche il mondo intero, ma non conosce niente nella sua profondità, per quello che veramente è. E questa è una sfida che Dante ci lancia veramente clamorosa, perché la terra è qui, tutte e due partono da qui e devono arrivare al purgatorio dall'altra parte. Stessa partenza, stesso arrivo. Uno ce la fa, l'altro no. La differenza qual è? Ulisse è rimasto alla superficie, ha navigato sulla superficie del mare. Dante è sceso nella profondità di sé. E che meditazione c'è da fare qui, ragazzi, è una roba impressionante, perché tutti noi
tendiamo a navigare in superficie, cioè a pensare che se le circostanze fossero diverse saremmo migliori, sarebbe più facile, come fanno i ragazzi. Se non avessi la famiglia che ho, se non avessi, no, vivessi in un altro paese invece che in questo paesino di merda non succede mai niente, fossi stato capace. Il sogno che cambiando le circostanze vincerei la noia mortale che mi uccide dentro. Non funziona, non funzionerà mai. La noia mortale che ti uccide dentro non è nelle circostanze, è tua. E tu la vinci se vinci la circostanza, cioè se la abbracci, è il mistero della croce, chiusa la parentesi. Dante accetta questa sfida e velatamente rimprovera a Ulisse proprio questo. Insomma, è come se gli dicesse: ma Ulisse, porco d'un cane, ti rendi conto che quando hai deciso di partire hai mandato a quel paese, hai mandato sulla forca le circostanze che Dio ti aveva dato perché tu potessi fare lo stesso viaggio mio. Tu no. Tu lo sapevi che era così. Quando Circe mi lasciò, eccetera, eccetera, né dolcezza di figlio, né il debito amore che doveva Penelope far lieta, né la tenerezza del vecchio padre vincere poterono in me l'ardore che io ebbi a divenire del mondo esperto. Le circostanze date, cioè la mia vocazione, non mi è bastata. Ho voluto andare a cercare quel che cercavo fuori, cambiando le circostanze. Questa è la trappola mortale in cui la modernità e ciascuno di noi rischia di cadere. E Dante, qui non lo posso fare evidentemente, se leggete i miei libri lo trovate spiegato bene, e Dante lo dice esplicitamente, non è che dicendovi queste cose ve l'ho contata su a mio modo, perché Dante, quando lui si ritrova sulla spiaggia del Purgatorio, usa delle rime apposta per farvi vedere che sta parlando di Ulisse e del perché Ulisse è naufragato e lui invece ce l'ha fatta, quindi non è una cosa campata per aria. Quindi l'Ulisse è una figura formidabile, fortissima, perché ci si identifica tutti, sia in quello slancio positivo per cui l'uomo è uomo se vuole il massimo, ed è giusto che sia così, sia nel suo possibile tradimento, che è l'orgoglio di farcela da soli. Invece abbiamo da soli abbiamo strumenti troppo piccoli, e Dante, che è un mago della parola, costruisce il racconto di Ulisse usando 3 volte la parola picciola. Con questa picciola orazione, la barchetta picciola e la picciola compagnia da cui non fui diserto. E siccome era un mago della parola, uno deve fermarsi e dire 3 volte la stessa parola. Dante vuol dire qualcosa. Vuol metterti il sospetto che in quel tentativo ci fosse qualcosa di troppo piccolo. Ed è da piccoli, da infantili, pensare che cambiando le circostanze risolviamo il problema. L'uomo adulto è quello che la circostanza la abbraccia, e la abbraccia in modo così potente da farla risorgere. Il tema del purgatorio, appunto, e della rinascita sempre possibile. Bene. Io starei qui fino a domani mattina. Anche noi, Adesso io pensavo che Don Martino parlasse del discorso del... Ah sì, bravo, l'incanto ti fa dimenticare. Dovrebbe essere i doveri. proiettata un'immagine bellissima, un attimo, che è un'immagine di Gabriele Dell'Otto. Prego la regia se ha la possibilità. È il macchinista. Vabbè. E intanto che magari si prepara la regia, allora, Don Martino ci... Abbiamo chiesto insieme, l'idea parte da l'associazione Rivela, che già conoscete forse per le mostre che fa immagini
dell'arte commentate, eccetera, percorsi, e insieme con Embrini mi ha chiesto una mano per presentare una mostra di Dante, però della Divina Commedia in particolare, attraverso delle immagini molto forti, molto evocative, potenti, belle da vedere, ma anche molto contemporanee come stile, quindi di Gabriele Dell'Otto. Se voi andate su Wikipedia, Gabriele Dell'Otto lo troverete sempre lavorare per la Marvel, quindi tra l'Uomo Ragno e altri supereroi è lui dietro che smanetta e ti fa copertine e quant'altro, però sempre in Wikipedia, quando vai a vedere tutte le sue opere di questo grande vignettista, illustratore, le ultime sono quelle che attraverso Franco e Edizioni Mondadori hanno fatto queste immagini incredibili, sono proprio belle da vedere, una per ogni canto, e adesso mi sa che avete finito anche il Paradiso, visto? Quasi. O quasi. Allora volevamo metterle in un percorso triennale, tra l'altro, quindi abbiamo sfidato un po' l'idea di fare una mostra, abbiamo già avuto l'occasione, abbiamo già avuto la sede, quindi Palazzo non mi ricordo il nome adesso, Molinari, quello che c'è lì in Corso Cavour. Quindi le stanze verranno adibite, e tra l'altro avremo anche un po' di tecnologia inedita, almeno per Verona, cioè qualcosa legato a una rappresentazione che accanto alle immagini sia anche molto d'impatto, molto attrattiva, e con l'ausilio di almeno un centinaio di studenti, se non sbaglio, delle superiori che si abilitano anche all'accompagnamento. Vogliamo fare questa trilogia con queste immagini molto belle, e qualcosa anche di inedito, perché a parte la pubblicazione poi saremo un po' quelli che hanno l'esclusiva anche di questa cosa. Franco ci dà una mano anche alla preparazione, poi anche a creare il percorso, e già c'è qualcuno che ci darà una mano. Comunque, se voi, come questa cosa ha bisogno di essere sostenuta economicamente, questo è anche un piccolo appello: se sapete di qualcuno o qualcuno di voi vorrebbe interessarsi di questo progetto, ci può dare una mano. L'idea è di coinvolgere tantissimo le scuole e i giovani in questa avventura, perché avete sentito, con la sua capacità, il suo carisma, è incredibile connettere una giovane generazione con Dante, e questo fa il bene dell'anima, oltre che fare un bene dell'anima, proprio fa il bene dell'anima. Ecco. Se vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo solo rimarcare che il mio interesse per questa iniziativa è dovuto a questo, cioè è un modo con cui vi si invita a fare qualcosa per questa generazione di ragazzi. Cioè, io sono venuto perché mi hanno detto: se ci sono almeno 50 ragazzi che l'associazione Rivela da tempo collabora con le scuole in grado disposti a far da guide ai loro compagni per spiegargli questo Dante così. E come si fa a dire di no? Come si fa a dire che Verona, perdonami, non c'è i soldi per fare una roba così? Ma ci avete i soldi per cosa? Quella là di Caracas fa 10 ore di fila per mettere un po' di pane qui ai propri figli, e noi no, non ce li abbiamo. No, non ci credo. Io gli ho detto così, vi giuro, e lo dico senza vergogna e senza... Ma la prima risposta, quando mi ha detto c'è una difficoltà a trovare i finanziamenti, gli ho detto: non ci credo, non è possibile. Se Caracas li trova a modo suo, e li hanno trovati in quella situazione, scusami, è proprio un impeto che ho per i nostri figli, perché quando un parroco amico mi scrive settimana scorsa che si sono ammazzati 5 ragazzi sotto i 20 anni negli ultimi 6 mesi nella sua parrocchia, non dirò di quale città, io, ragazzi, non gliela fo, io non posso stare fermo, so voi, ma... Allora, siamo arrivati alla conclusione della serata. Usacli Verona ringrazia i nostri ospiti. Un grande ringraziamento a tutti voi che avete partecipato a questo evento. E informo che all'uscita troverete i libri scritti dal professor Franco Nembrini, Bellissimi, che è disponibile, sì,
anche ad autografarli, vero Franco? E poi ricordo delle date che Usacli comunque Verona ha sempre già in calendario in presenza fissato, e sono degli eventi per sabato 26 giugno in Piazza Dante, venerdì 2 luglio presso le cantine e la villa di Negrar, sabato 3 luglio presso la Basilica di San Fermo, mercoledì 7 luglio in Vescovado a Verona, venerdì 9 luglio al Santuario della Madonna della Corona, dove troveremo Don Martino Signoretto, e sabato 10 luglio ancora alle cantine della Villa di Negrar. Vi ringrazio di nuovo e auguro a tutti voi una buona serata e un arrivederci ad altri eventi in presenza. Ci sarà, questa serata sarà trasmessa sui nostri canali social e sul canale YouTube. Con qualche taglio? No, tutto diretto. E ne parliamo. Ecco, quindi facciamo nuovamente un applauso ai nostri ospiti e un applauso a tutti. Grazie. Grazie Franco. Alla prossima. Se va in porto l'iniziativa avremo modo di vederci spesso, mi pare, l'anno prossimo. Quindi dai. Grazie ancora, buona serata. Buona serata a tutti.